Riccardo Rodriguez, audio e video, tutto per lei ovviamente, grazie agli amici, ex consigliere, possiamo dire ex oramai, capogruppo del PDL a Portogruaro. Rodriguez, Riccardo, ci conosciamo da tantissimi anni, tu sai che insomma in radio eravamo quasi spalla a spalla, ecco, ma non avete atteso un pochino troppo prima di dimettervi? Questo tiro e molla? Colpa di Bertoncello e dei suoi avvocati che ci hanno portato alle lunghe con dei ricorsi che erano irricevibili. Credo che Bertoncello lo sapesse, ma prima ha fatto ricorso insieme al candidato Confortin, poi si è ritirato perché sapeva che diversamente sarebbe decaduto da sindaco, e quindi ci siamo trascinati fino al 25 di agosto con i risultati che tutti sanno, cioè che il centrodestra aveva perfettamente la maggioranza numerica e politica in Consiglio Comunale. Senta Rodriguez, ma Bertoncello vi ha accusato di essere scappati. Voi siete scappati dalla porta principale, dalla porta secondaria? Siete scappati innanzitutto? A me risulta che siamo usciti tutti alla stessa ora dal Palazzo Comunale, quindi forse Bertoncello si sbaglia. Noi abbiamo fatto l'unica azione credibile e capibile dai nostri elettori, era un percorso ormai segnato per il sindaco Bertoncello. Quindi lei è convinto che gli elettori del centrodestra approvino la vostra scelta? Sì, perché noi, diversamente dal centro-sinistra e dagli amichetti di Bertoncello, che era un coacervo un po' strano, vedi Padovese, vedi il partito della Rifondazione, siamo per la chiarezza, per la governabilità, e solo Bertoncello voleva il commissario, quindi abbiamo portato Bertoncello dove lui voleva, cioè il commissariamento per poi fare da vittima sacrificale. Bertoncello ha annunciato ai nostri microfoni in anteprima che sarà il candidato del centro-sinistra, il candidato del Tanti auguri per lui. Noi abbiamo già la disponibilità di Angelo Tabaro, quindi attendiamo di fare delle verifiche interne tra i vari partiti della coalizione e poi vedremo. Ecco, ma secondo lei il circuito di alleanze sia di centro-sinistra che di centrodestra, alla vista delle elezioni di marzo prossimo, addirittura non si è ancora sicuri se ci sarà l'election day o meno, cambierà in qualche modo rispetto al ballottaggio, rispetto al secondo turno di Portogruaro? Cioè Padovese e Bertoncello potranno andare assieme, voi potrete andare assieme a Silvano Bergamo, ammesso che Bergamo si ripresenti per l'UDC? Credo che in questa situazione l'unico che può rischiare di perdere qualcosa è Bertoncello, che potrebbe perdere qualche pezzo, a cominciare da Padovese. Insomma. Il centrodestra potrebbe perdere la Lega però. No, noi siamo fedeli. Soprattutto se ci sono le schermaglie a livello regionale. Siamo fedeli alleati della Lega, e la Lega è il partito che dal 94 non ha mai tradito il patto nazionale che c'è con Berlusconi. Ringraziamo dunque Riccardo Rodriguez, ex capogruppo della PDL in Consiglio Comunale a Portogruaro. Grazie. La linea alla redazione centrale. Grazie anche da parte mia ovviamente per le sue precisazioni. Allora,